Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra, talk show su social. Oggi parliamo di sport, della nobile arte, si diceva una volta, penso che non si dica Esatto, e si ancora. dica ancora la Si dice nobile arte. ancora. Lo facciamo in compagnia di un graditissimo ospite, di un importante ospite, che è Tonino Puddu, ex campione di pugilato e anche manager, giusto? Se non ricordo Esatto, male. esatto. Grazie di essere qui innanzitutto. Tonino, ti chiedo, quanto è cambiato il pugilato da quando combattevi tu ad oggi? Ma bisogna vedere il cambiamento dell'attività non è cambiato, è sempre pugilato, e quindi la nobile arte si parla di pugilato, vero pugilato. Oggi è cambiata nel senso che sono cambiate tante cose, che c'è meno attività. E l'attività che manca è soprattutto mancano i fondi degli enti pubblici che aiutavano parecchio. Per dire, io sono fermo perché ho avuto uno sgambetto grosso da parte di questa regione, di questi che ci sono adesso, che mi hanno bruciato la bellezza di 60.000 euro, più altri 10 me li ha bruciati la provincia dell'Oliastra, invece di darmene 10 me ne hanno dato uno, e il comune di Tortolì che è caduto e non mi ha dato niente. Per cui io non ho potuto più organizzare perché sto lottando ancora con il TAR e il Consiglio di Stato. Quindi il problema è adesso burocratico. Questo è burocratico per quanto riguarda, ecco, per quanto riguarda invece l'attività dei ragazzi, i ragazzi purtroppo non vogliono fare più sacrifici come una volta, vanno a fare la kickbox, di arti marziali e tanti altri sport. Noi immaginiamo che prima c'erano affiliati alcune discipline, 10, 15, oggi ci sono più di 70 discipline sportive, per cui questi ragazzi vanno a fare lo sport perché lo sport è bello, però a fare i sacrifici di allenamenti, poi per tenere il peso Certo. e tutto quanto, quindi non se la sentono più, loro vanno a fare gli arti marziali perché poi domani non vogliono fare niente e smettono. Invece il pugilato uno si inizia, deve fare veramente la persona seria, allenarsi mattina e sera e fare una vita sedentaria, una vita d'atleta. Per cui, perché quando si sale sul ring si va a fare a cazzotti, non è che si fa, anche se i cazzotti bisogna saperli fare bene. Non è Ci che vuole una sia, tecnica ci anche. vuole tecnica, allenamento, scuola, non è così facile fare il pugilato. Prima c'era una cosiddetta scuola sarda, perché insomma tanti atleti sono passati, tanti medagliati, mi viene in mente De Galici, Fabrizio Cappai, ma anche recentemente, insomma, ad oggi quelli che vanno per la maggiore sono ancora i Sarrizzu, i Cappai, i fratelli Cappai, figli di Fabrizio, Sì, mi viene in mente ancora Luciano Abis, però forse manca il ricambio generazionale. Ma non è che è anche un problema, diciamo, di palestre, di strutture? ma le strutture ci sono, forse strutture ce ne sono più oggi di ieri. Non so, è cambiato la mentalità anche dei ragazzi, perché io, per dire, andavo in palestra, io e Marco Scano, Franco Della e tutti gli ex campioni come Rollo, Zudda, Smanca, collaboravamo con il nostro allenatore. Cioè, quando noi ci mettavamo a fare qualcosa, e l'allenatore dice prova a tirare questo colpo, sposta la gamba così, sposta la spalla, e noi collaboravamo finché il colpo veniva perfezionato. Oggi non credo che ci sia questa. Io quando vado in palestra vedo certe cose, sto zitto, però non è che mi piaccia tanto. Intanto è la questione del ragazzo che deve avere la voglia e la passione di fare il pugilato, È quello che se purtroppo. nel pugilato non c'è passione e voglia di sacrificarsi non si arriva da nessuna parte. E credo che sia dappertutto quello. Il pugilato in questo momento, ma dico in qualunque ambito In della qualunque, vita, no? esatto, esatto, però il pugilato in particolare, perché il pugilato quando sale sul ring per fare a cazzotti, Assolutamente. fatti bene, quindi se non sei allenato bene, se non ti sei preparato nei dovuti modi, rischi di prendere cazzotti e i cazzotti fanno male. Com'è stato invece il tuo passaggio, il salto dal ring a dietro la scrivania? Ma non c'è niente da. Io ho sempre avuto la passione, diciamo che io dal ring sono passato a fare il dirigente del dilettante, dove con la palestra Giorgetti
e con Furiorto abbiamo organizzato tanti incontri in tutta la Sardegna, beh, qui c'era attività e c'erano i ragazzi, tante attività in tutta la Sardegna, in tutti i paesi, sia al nord che al centro che al sud qui a Cagliari. E poi mi è venuta l'idea di passare a fare l'organizzatore e la federazione ci aveva anche obbligato, oltre all'organizzatore, a fare anche il procuratore. Io l'ho fatto con, dove io sono stato il primo organizzatore, questo è stato il più grande organizzatore, è stato Antonio Picciau, grande, intelligente, colto, proprio di Monserrato Antonio Picciau, dove c'è ancora la Sì, sì, cantina, sì. c'è Gigi, il figlio, che siamo amicissimi. Ma a fare l'organizzatore come Picciau era molto difficile. Io ho fatto però l'organizzatore abbastanza bene perché allora c'era l'aiuto degli enti pubblici come la regione in particolare e i comuni. E diciamo che io sono stato il primo a fare il campionato del mondo di pugilato qui in Sardegna e ne ho organizzato 6 campionati del mondo. Insomma, non Ho proprio... fatto tantissimi campionati d'Europa. E era diversa la situazione, per Picciau aveva il grande Picciau, io lo chiamo perché è un grande amico, mi voleva tanto bene che io sembravo il figlio. E che il signor Antonio poteva fare tutto quello che voleva col pugilato perché era colto, intelligente, competitivo su tutti i campi anche a livello finanziario. Invece io ho avuto la fortuna di avere vicino gli enti pubblici che mi hanno aiutato parecchio e mi hanno fatto fare una carriera di organizzazione meravigliosa. Io sono stato quello che ha organizzato più pugilati, più campionati qui in Sardegna. No, però ti faccio una domanda, scusami, Sì. abbastanza, tra virgolette, cattiva. Ma allora i successi da pugile, da boxer, da atleta sono minori anche come soddisfazioni rispetto a quelli che hai ottenuto No, da manager? Sono uguali più o meno? no, sono belle, quelle che si ottengono come pugile è una cosa personale, è una cosa che non ha eguaglianza, perché sono soddisfazioni che io sono arrivato al titolo mondiale dei pesi leggeri, che ero diciamo imbattuto, perché avevo perso solo un incontro per ferita che l'ho ripagato con un KO quando l'ho ritrovato questo, quindi sono arrivato campione d'Italia, campione d'Europa e ho fatto il mondiale a Los Angeles dove io ho sempre detto, continuo a dirlo, che il mio procuratore, che poi l'ha anche ammesso, mi aveva fatto drogare e mi ha venduto. E questo non ci sono problemi. Ho tanti testimoni, tante cose, perché io ho rifiutato di diventare campione del mondo nel 69, che avevo battuto a Milano Ray Miller, che era sesto in classifica mondiale. Mi sono rifiutato di diventare campione del mondo comprando il titolo, mi voleva comprare il titolo dei pesi superpiuma, con un certo René Barrientos. E io l'ho mandato a quel paese, a Branchini, perché io ero già campione del mondo dei militari, che era un vero titolo mondiale. Ho vinto il titolo mondiale dei militari a Monaco di Baviera nel 65, con 3 incontri, vinti tutti i punti in 4 giorni. Ma oggi esistono, potrebbero esistere situazioni del genere di match, fra virgolette, aggiustati o richieste In America sono sempre esistiti, in America e anche qui, quando si parla di livelli mondiali, io ho delle lettere di Branchini, magari per le scommesse stesse. non è che dico fesserie, io ho delle lettere di Branchini che mi propone di fare il titolo, di diventare campione del mondo, pagando il campione del mondo. Non dico fesserie, ho lettere. E quindi sto dicendo la verità, e poi me l'ha fatta pagare e mi ha venduto per il titolo mondiale quando l'ho fatto in America, che io ero 3 anni tra il primo e il secondo sfidante del titolo mondiale, non mi ha fatto fare, ma ha sempre rinviato, finché poi siamo arrivati a quel punto che siamo arrivati. E comunque, morale della favola, sono stato il primo campione europeo italiano a fare il titolo mondiale dei pesi leggeri, non l'ha fatto mai nessuno, il primo sono stato io e l'ho fatto a Los Angeles. Per cui, per quanto riguarda poi, tornando alla domanda che mi hai fatto tra pugile e organizzatore, è un'altra soddisfazione, altre soddisfazioni che uno, quando per dire ho portato avanti Maludrottu che non era nessuno, è diventato professionista, io l'ho fatto arrivare fino al titolo mondiale, campione d'Italia, campione d'Europa, sono delle belle e delle grandi soddisfazioni. Quanto c'è di lavoro come manager nel accompagnare, appunto, abbiamo fatto l'esempio di Maludrottu, dei ragazzi che magari nascono da nulla o sono semplici ragazzi che fanno palestra, che hanno il pugilato nel sangue, accompagnarli a dei titoli o comunque a fare un percorso più o meno importante, anche perché poi si diventa
padre e figlio, amici, confidenti, cioè c'è un Soprattutto, rapporto oltre il certo, professionale. certo, certo, c'è un rapporto amichevole talmente grande che dipende, per dire, io con Branchini non avevo questo rapporto, sì, avevo questo rapporto di amicizia, però Interessata, mi viene da ogni, pensare. ogni tanto c'erano io ho delle lettere, ripeto, ho delle lettere di Branchini, tanti bisticci perché tante cose che non andavano bene. Oggi si direbbero le mail, ma insomma, era poi quello. Quindi invece io con i miei ragazzi non ho mai avuto niente, io quando guadagnavamo di più, io ai ragazzi gli ho dato sempre di più. Quindi Però sì, loro si trasformano anche in, come posso dire, ragazzi come dei figli, insomma, che si confidano col manager come un padre, cioè anche in quel senso. Diciamo che questo rapporto si ha più con l'allenatore che col manager, però anche col manager se c'è un rapporto amichevole, di amicizia, diventa anche un rapporto familiare perché poi magari hanno i loro genitori, hai da parlare, adesso anche con Godi per dire che fa l'europeo venerdì, e Godi Alessandro è un ragazzo d'oro, un bravo ragazzo, anche lui ha la sua mentalità come tutti quanti noi, ognuno di noi la pensa in certi modi, fa degli errori come fa delle cose belle, e ho conosciuto i suoceri, la moglie, e c'è un rapporto proprio amichevole, familiare, ecco. Certo, anche perché, detto francamente, forse nel tuo caso a te si rivolgono non solo come manager, ma anche come ex atleta, cioè È tu hai chiaro. vissuto, perché solitamente, ed è forse uno dei mali dello sport in generale, non solo il pugilato, ma a tutti i livelli, che le leve del comando in generale, quindi dirigenti di federazioni, manager, sono soprattutto persone che non hanno mai fatto quello sport, quindi non sanno umanamente cosa si prova a salire su un ring, indossare i guantoni, sacrificarsi in palestra. Tu da questo punto di vista sei maestro. Eh beh, certo, io ho fatto tutto. Appunto. Io col pugilato ho fatto tutto perché il pugilato è nello sport in generale. Io prima di iscrivermi nel pugilato facevo il calciatore, come tutti quanti i ragazzini, Vedo il pallone che dove, rotola. io ho fatto campionati già da 8-9 anni in tutte le parrocchie, per dire nelle missioni, ai Salesiani, al Cristo Re, e facevo i campionati che sono arrivato io a giocare in Lega Giovanile Junior con l'Ambrosiana di Monserrato. Io con l'Ambrosiana di Monserrato ho fatto 2 campionati in Lega Giovanile Junior. Potremmo dire una vita per lo sport alla Quindi, fine, in calcio. e poi mi sono iscritto in palestra, infatti io mi ricordo sempre quando dico ma con Fortunato Manca di Monserrato che rapporti aveva, sempre buonissimi, io ero un ragazzino che lui mi vedeva giocare a pallone qui a Monserrato, io poi quando mi sono iscritto in palestra mi aveva detto tu ci vai sì, no. Non gioca a palloni e così Cioè, ma avevano creato, non dico voi, ma dico si era creata una leggenda di tipo sì. dualistico, cioè Beh, che certo, dicevano Tonino insomma, Pupu contro Fortunato Manca, no, no? no, questo no, perché Fortunato era già un campione quando io sono andato in palestra. Lui era già un campione molto bravo e molto modesto, perché poi è diventato un grande amico, come tutti gli altri campioni che ci sono stati, ci davano dei consigli, Paolo Melesi, Piero Lollo, Gianni Zuddas e tutti gli altri, Salvatore Boi, Gaviano, tutti i campioni che e poi c'erano i fratelli Miranda che erano dei grandi campioni, Orazio Cavallo. Campioni Dove dentro il siamo ring e fuori dal fuori e ring. soprattutto fuori, perché sono diventati, noi eravamo ragazzini, però parlavano con noi, ci davano dei consigli. E io ho avuto sempre un gran bel rapporto con tutti quanti. Io quando anche ero a Milano io mi allenavo con dei campioni come Sandro Popolo, Bossi, che erano campioni del mondo. E io facevo i guanti e non è che io avessi paura perché erano campioni, avevano Allora, paura i guanti loro. cosa vuol dire? Facevi lo sparring Gli partner? allenamenti, esatto, Ok, gli lo allenamenti. dico anche per chi magari non sa cosa vuol Grazie a dire. Dio mi sono sempre salvato. No. Prima esisteva, adesso non lo so se anche questa è una leggenda metropolitana, io parlo anche un po' da profano dello sport del pugilato, lo sport da strada, cioè fare a cazzotti, dicevi giustamente tu prima, il pugilato è quello con delle regole, con uno stile, con allenamenti, certo, però magari la passione prima nasceva perché si vedeva lo sport in TV, magari perché si frequentavano certi ambienti, certe palestre. Oggi forse manca tutto questo, troppe Eh beh, distrazioni, ma poca allora passione. quando ero un ragazzo io
facevamo 10 scazzottate al giorno. Appunto, mi dici nulla. Cioè noi quando uscivamo di casa ci trovavamo e decidavamo in quale rione dovevamo andare a fare cazzotti. Cioè questa era la realtà. Quando si litigava nella strada tra amici, perché tra amici giocando a pallone, un calcio e così si finiva a fare cazzotti. Allora per essere onesti ci sfidavamo e la sfida era a mani nude a fare cazzotti in un ring. Allora la sfida in Cagliarità si chiama a Sucimentao. Sucimentao cosa era? Era un quadrato in via San Saturnino a Cagliari, terrapieno, dove c'era la muraglietta, c'erano tutti gli amici si sedevano a guardare e gli altri due combattevano giù in questo cementato, perché sotto era un quadrato fatto in cemento e quindi c'è ancora oggi. Quindi non sto dicendo delle fesserie proprio e ci si sfidava lì. E chi vinceva che non c'era né medaglia né niente, né soldi né medaglie, era una sfida perché hanno litigato e andato su Cimentao. Però, perché questo è un racconto vero. Questa è realtà, non solo. Sì. Sì. Poi alcuni si sono usciti di palestra, chi è rimasto come me e altri no. Poi magari si faceva cazzotti, magari si finiva e si diventava veramente amici, perché poi... Esatto, bravo. Beh, ma prima era così, si litigava ed era più amico di prima. Senti, chiudo con un'ultima domanda, ti faccio questa domanda che insomma, bene o male, la faccio a tutte le persone che sono passate da questo divano. Hai qualche sogno nel cassetto? E se sì, quale? Il sogno nel cassetto è riprendere a organizzare e aiutare dei ragazzi che hanno la voglia di poter sacrificare e diventare campioni. Questo è il mio sogno nel cassetto, proprio ci terrei tanto. Purtroppo, ripeto, finché rimane questa giunta regionale non avremo nessuna cosa. Io spero di riuscire a fare una conferenza stampa per dire tutto quello che mi ha combinato questa giunta qui. Noi ovviamente il messaggio lo giriamo sul web, quindi tutti quanti lo vedranno e speriamo che questo appello da parte di Tonino Puddu possa essere accolto, anche perché comunque al di là dell'aspetto personale, in generale il movimento del pugilato ha bisogno della Sardegna, la Sardegna ha bisogno del movimento del pugilato, certo. anche grandi eventi ovviamente. È chiaro, certo. Perfetto, allora io ringrazio tutti voi che ci avete seguito fino adesso, ringrazio il campione, il manager Tonino Puddu, augurarmi in bocca al lupo per il futuro, speriamo che tutto vada bene, grazie per Speriamo, grazie a te per avermi ricevuto e di aver parlato di questo perché è un coso molto utile e bello per il pugilato. Assolutamente. Ancora grazie, ci vediamo al prossimo appuntamento sempre alle 19:30 su Effetto Serra, il talk show su social. Buona serata, grazie. Buonasera.